La cronaca, operazione antidroga dei carabinieri di Padova che hanno arrestato un marocchino e sequestrato, pensate, ben 8 kg di hashish destinati alle piazze. La droga era nascosta sotto i rami in un campo vicino alla zona di industriali di Vigo d'Arzere, ma tutti i dettagli nel prossimo servizio. E ora invece cambiamo argomento, stop al nomadismo delle immondizie, il Comune di Padova opta per la linea dura elevando l'ammontare della sanzione e soprattutto anche i controlli, tutti i dettagli. Ora invece parliamo del nostro calcio, brutta sconfitta del Padova a Bari, i biancoscudati rimediano un preoccupante 3-1 a causa di gravi errori in difesa e sabato a Leuganeo ci sarà il derby con il Verona. Impresa invece del Cittadella che ferma sullo 0-0 la capolista Sassuolo, il resoconto. Ed erano invece 1500 gli imprenditori che si sono riuniti ieri pomeriggio a Padova per l'assemblea provinciale di Confindustria. L'assemblea è stata dedicata dal presidente Massimo Pavinna agli imprenditori che si sono tolti la vita per le difficoltà delle loro aziende. Dal palco 2 le richieste precise: diamo maggiore credito alle aziende e allo Stato rispetti i patti e paghi i suoi debiti. Sentiamo anche il presidente. Ci salutiamo ma vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Ancora cronaca, la polizia ha rintracciato e arrestato sulla base di un ordine di carcerazione emesso a Genova un marocchino di 24 anni. Il clandestino è ben noto alle forze dell'ordine, i primi guai con la giustizia risalgono addirittura al 2011 quando, pensate, aveva soltanto 14 anni. Ma sentiamo anche altre notizie di cronaca, anche dalla provincia. Sabato il congresso del PDL voterà i nuovi dirigenti del partito a livello padovano. In provincia scende in campo la Degani contrastata da Fecchio, in città Bordin e Marin sfidano Cavatton e Grigoletto. Sentiamo. Adesso siamo allo sport con il calcio. Il Padova oggi pomeriggio si è allenato sul sintetico di Montegalda in vista della partita di sabato in casa del Modena, incontro che al momento potrebbe essere rinviato per neve. Le interviste. Eccoci di nuovo in studio, con la previsione si chiude anche il nostro telegiornale, non ci sono aggiornamenti, grazie per l'attenzione e buona continuazione con i nostri programmi, arrivederci. Un sindacalista della CGIL è rimasto ferito questa mattina a Padova durante una manifestazione. Carlo Zulian è stato investito da un furgone che ha forzato il picchetto di presidio di protesta davanti alla SDA Spedizioni di Corso Stati Uniti. La ditta ha appena lasciato a casa 30 dipendenti di una cooperativa che lavorava in appalto. Allora vediamo tutte le immagini della protesta. Un'ambulanza con un paziente a bordo è uscita di strada a Legnaro a causa dell'asfalto ghiacciato. Il mezzo è finito nel canale, in questi giorni tra l'altro senza acqua, trasportati con un'altra ambulanza a Piove di Sacco. L'autista leggermente ferito, il paziente è rimasto illeso. Ma sentiamo anche altre notizie dalla provincia, sempre di cronaca. E da 2 anni ATER e Guardie di Finanza incrociano i dati in loro possesso per scoprire situazioni di irregolarità appunto nell'assegnazione degli alloggi pubblici. L'Agenzia regionale invita gli inquilini a controllare le loro posizioni e a correggere le dichiarazioni dei redditi all'insù proprio per evitare denunce e controlli e denunce. Sentiamo i dettagli. Avvocati in protesta questa mattina davanti al Tribunale di Padova. La categoria ha manifestato contro le liberalizzazioni previste dal governo Monti. Non è una questione di tariffe, spiegano, ma piuttosto di una giustizia che rischia di venire a mancare. Abbiamo sentito anche i rappresentanti della categoria, guardate. Parliamo adesso della crisi economica e boom di lavoratori autonomi, un binomio al quale INPS, INAIL, SPISL e sindacati vogliono fare chiarezza. Partita a riguardo una campagna informativa su quelle che sono le regole per essere insomma un lavoratore autonomo. Sentiamo quali sono. E ora il calcio, pausa di campionato anche per i biancoscudati che ne approfittano per tirare il fiato, continuano intanto gli allenamenti ma soprattutto si confida per recuperare gli infortunati per l'atteso incontro con l'Albino Leffe. C'è un servizio naturalmente anche alle interviste. E ora il nostro telegiornale finisce qua, non ci sono altre notizie, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e naturalmente arrivederci alla prossima edizione.